Buongiorno e bentornati. Oggi andremo alla conquista della Rocchetta dei Monti del Sole. Stiamo attraversando il ponte sul Cordevole, siamo in località La Muda. C'è anche un barco vicino, un comodo parcheggio. E siamo in compagnia di Iris Blonde, Anna Maria Manetta e Fabrizio, super grande Fabrizio. La Rocchetta credo che sia quella lì, credo, mi hanno detto che dovrebbe essere quello spuntone lì che esce fuori e staremo a vedere. Questo è il Cordevole, il parcheggio è lì lungo la strada sulla sinistra andando verso Agordo. Ecco, passeremo tanti bivi, tante deviazioni sulla destra, tante tracce segnate con bollini. Qua non c'è il bollino rosso, ma diciamo come riferimento, quando vedete il cartello del sentiero telematico al Via degli Ospizi sulla sinistra, basta salire sulla destra e dopo sempre dritta e segnata, insomma, cioè traccia battuta. Eccoci qua signori, arrivati alla Rocchetta 1589 sul livello del mare, con il mitico Fabrizio De Fabris da Perone, grande, super grande. Aspetta, compagnia delle nostre bellissime di oggi, immancabile Maria Cecchetta, super Anna Manetta, Irish Blonde, grande numero uno. Dai, qui c'è una bellissima croce conquistata, questa appunto, questo sperone che domina sulla valle del Cordevole. Guardate qui che sbalzo, là in fondo cos'è, abbiamo la Muda, siamo partiti dalla Muda e c'è un parcheggio e qui vedete che 360. Parto subito con l'Agnier che si vede inconfondibile, il missilone da qua di 3000. Là in fondo vediamo anche le pale di San Lucano, la parete sud della Marmolada, abbiamo il Montecelo e abbiamo là in fondo il Moschesin, il Tamer. Qui davanti c'è tutto il parco Dolomiti Bellunesi, c'è il Monte Coro che ve lo consiglio da fare in estate per tutti i rododendri, il gruppo dello Schiara. E qui abbiamo la pala alta, là in fondo abbiamo il grandissimo Peron sull'abitato del mitico Peron City. Qui ci sono tutti i monti del sole, ve ne cito uno, c'è il Montalt, comunque sono cime sui oltre 2000 metri, quindi una cima non per tutti, diciamo che c'è da arrampicare, da mettere le mani, è molto esposto. Dove vedete quella zona prativa lì, da quella zona prativa in su, diciamo parte un po' l'ultima parte un po' più impegnativa, mi raccomando, quindi non avventatevi su questa cima se non siete esperti, se non avete un po' di dimestichezza con sicuramente con le parti esposte e dove mettere le mani. Quindi adesso noi facciamo una mini pausa. E dopo niente, siamo arrivati qua giusto all'ora di pranzo, quindi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima uscita. Ciao ragazzi, ciao.